Buongiorno a tutti, io innanzitutto mi scuso per la natura un po' matematica teorica del mio intervento, ma d'altra parte la mnemonica è anche questo ed è bella proprio perché è multidisciplinare. Insomma. Allora, due esercizi di mnemonica vettoriale. Nel seminario ormai lontano di Cefalù, credo fosse il 2014, io avevo discusso come l'uso della mnemonica vettoriale sia utile per semplificare i calcoli mnemonici purché si disponga di un calcolatore, di un mezzo di calcolo capace di lavorare su vettori e matrici. Ma ormai è così, molti dei mezzi di calcolo, il noto foglio Excel, MATLAB, MATCAD, Python, eccetera, lavorano benissimo su matrici, quindi si semplificano le formule, si semplificano, i calcoli si fanno più in fretta. È chiaro che se uno si mette a sviluppare poi le matrici in modo analitico ottiene quelle formule lunghissime che abbiamo visto su certi libri. Adesso vado avanti su quella linea lì presentando la risoluzione di due esercizi molto semplici con la mnemonica vettoriale. Allora, ecco, qual è il contenuto della mia presentazione? Intanto il richiamo della formula vettoriale per una meridiana piana, quindi la formula per una meridiana più base. Il primo esercizio, scrivere direttamente l'equazione delle rette orarie per le ore italiche e babilonesi, anche astronomiche, ma il discorso delle ore astronomiche è più banale perché si arriva direttamente all'equazione della linea oraria, anche con i classici metodi usando la trigonometria. E il secondo esercizio, il calcolo delle meridiane a riflessione, che qualche volta si vedono presentate con formule molto complesse, ma in realtà possono essere calcolate appunto usando la mnemonica vettoriale con formule molto semplici. Allora, cominciamo con la formula classica per il calcolo di una meridiana piana col metodo vettoriale. Si parte da un vettore che è il vettore alla stessa direzione del raggio solare nel piano, nel sistema di riferimento equatoriale, lo si moltiplica successivamente per una serie di matrici. La prima porta il vettore nel piano di una superficie verticale rivolta esattamente a sud, la seconda comincia a dare una certa declinazione alla parete, la terza dà anche l'inclinazione alla parete. Si arriva alla fine al vettore nel riferimento della parete che vogliamo usare. Una volta che si ha il vettore in questo riferimento qui, la posizione del punto ombra si ricava rapidamente come rapporto appunto tra due delle componenti del vettore. Ecco, quindi questo è il vettore nel raggio del riferimento della parete e queste sono le coordinate del punto ombra. Nella pratica poi non è che ogni volta uno deve fare, se deve fare i conti per diversi valori di angolo orario e di declinazione solare, non è che ogni volta deve fare per forza queste matrici, anche se il prodotto lo fa il calcolatore si può fare anche 1000 volte, insomma, ma comunque queste tre matrici possono essere, questo prodotto può essere raccolto, si ottiene così una matrice unica che esprime tutta la trasformazione e ogni volta si può far variare l'angolo orario o la declinazione solare e fare solo questo calcolo qui. Questo per quanto riguarda appunto quanto riguarda appunto la meridiana classica. Vediamo qual è il calcolo diretto dell'equazione delle linee orarie. L'equazione delle rette italiche e babolesi non si trovano immediatamente con i metodi trigonometrici. In pratica, se uno deve calcolare l'equazione, deve trovarsi due punti della linea oraria dopo aver trovato per due valori di declinazione solare l'ora del tramonto, si calcola l'angolo orario al tramonto, deve farlo per due punti, ottiene poi scrive l'equazione della retta per quei due punti. Ecco, ma le rette orarie si possono ottenere anche velocemente come intersezione della parete con un piano, e questo piano è il piano orizzontale ruotato attorno all'asse polare di 15 gradi per ora
per ogni ora, questo per le ore italiche e babilonesi, ed è il piano meridiano quando si tratta di ore astronomiche. Qui ho notato che le ricavate in questo modo, ma qualunque modo lo si ricavi, le curve, le rette per le ore italiche sono esattamente coincidenti con quelle per le ore babilonesi. Questo lì per lì può sembrare strano, ma in realtà è così, ogni volta il piano orizzontale che gira di 15 gradi, poi che la retta sia usata come retta babilonese o retta italica dipende dall'orientamento della parete e dalla posizione del Sole. Allora, come si può rapidamente calcolare questa equazione? Beh, basta, al posto del vettore raggio solare, mettiamo qui un vettore semplicemente che sia normale al piano orizzontale. Normale al piano orizzontale inizialmente, poi lo facciamo ruotare di quest'angolo V, che è 15 gradi ogni ora italica o babilonese che sia. Questo vettore qui appunto viene moltiplicato per le solite tre matrici, si ottiene lo stesso vettore nel piano di riferimento della parete. Ma a questo punto le tre componenti del vettore non sono altro che i tre coefficienti dell'equazione del piano nel sistema tridimensionale del riferimento della parete. Allora facciamo in modo che questo piano diciamo passi per il punto gnomonico e poi prendiamo, mettendo z uguale a 0, l'intersezione del piano con la parete, e immediatamente ricaviamo l'equazione della retta oraria. Eccola qui, in fondo sono i tre componenti dei vettori, sono i tre coefficienti. Va bene, questo per quanto riguarda le rette italiche e babilonesi. Chiaramente per le rette astronomiche dobbiamo invece mettere qui un vettore che è normale al piano meridiano. Anche questo qui lo facciamo ruotare di 15 gradi ogni ora, infatti H è l'angolo orario, e esattamente allo stesso modo ricaviamo qui l'equazione della retta oraria. Se qui mettessimo il vettore 0, 0, 1, quindi un vettore esattamente polare, qua con lo stesso procedimento otterremo qui l'equazione della retta equinoziale. Quindi questo permette di calcolare immediatamente direi che su questo primo esercizio non c'è molto da dire, passiamo al discorso della meridiana riflessione. La formula per la meridiana riflessione, che è espressa in questa slide qui, è esattamente uguale a quella per la meridiana normale. L'unica cosa, qui è stata aggiunta una matrice che dice indica la rotazione che lo specchio opportunamente posizionato dà al raggio. È messa qui perché come riferimento prendiamo diciamo il sistema di riferimento della parete verticale volta a sud, perché poi andremo a misurare i parametri dello specchio esattamente come misuriamo quello della parete, cioè lo specchio lo misuriamo in declinazione e in inclinazione. Inserita qui questa matrice, il procedimento è tutto esattamente lo stesso. Anche in questo caso qui, questa parte qui, tutta questa parte può essere raccolta in un'unica matrice che esprime tutta la trasformazione. Il problema è trovare questa matrice MR. Può essere fatto in diversi modi, ma il modo più veloce per farlo è farlo anche questo con un prodotto di matrici. Vedete qui le matrici M2, MR2, MR3 non sono altro che hanno la stessa forma della matrice M2 e M3 che avevo nel calcolo della meridiana normale, solamente che qui metto i parametri di declinazione e inclinazione dello specchio invece quello della parete. Allora questo mi porta il riferimento nella parete declinante, questo nello specchio declinante, questo nello specchio declinante inclinato. Questa è la matrice propria dello specchio. Vedete, lo specchio diciamo inverte il raggio, la componente ortogonale allo specchio, l'asse Z, e non
lascia invariate le altre due. Dopodiché, siccome devo tornare nel riferimento iniziale, qui devo mettere la matrice inversa di MR3 e qui la matrice inversa di MR2, così torno nel riferimento della parete volta a sud e posso andare avanti con gli altri calcoli. Qui queste due matrici sono, questa è l'inversa di questa e questa è l'inversa di questo qui, però essendo queste matrici di rotazione ortogonali o ortonormali, che dir si voglia, la matrice può essere semplicemente scritta, è la matrice trasposta, l'inversa uguale alla trasposta, quindi io posso scrivere semplicemente la MR2 meno 1, quindi la matrice inversa, semplicemente invertendo righe, scambiando righe e colonne di questa matrice. Se uno deve scrivere questo in un programma software, qui dirà il sistema di fare la matrice inversa oppure di fare la matrice trasposta. È esattamente la stessa cosa. Ovviamente tutta questo prodotto qui si traduce in una matrice che uno può poi infilare appunto qua dentro e poi raccogliere tutto assieme e ottenere una trasformazione unica. Ecco, cosa succede se invece di uno specchio uso un bispecchio? Un bispecchio fatto con due specchietti ortogonali. C'è un articolo su orologi solari in cui proprio Francesco Ferro Milone parla di meridiane realizzate con questo bispecchio. Beh, è tutto esattamente uguale, solamente che la matrice propria dello specchio, che qui era 1, 1, meno 1, nel senso che vengono invertiti solo i raggi che in questa direzione qui è tutto al contrario. I raggi che hanno questa direzione qui, cioè il piano di riferimento dello specchio, che è ortogonale ai due specchietti, non vengono turbati, mentre gli altri vengono esattamente invertiti. Quindi mettendo, come nei calcoli precedenti, la matrice propria dello specchio in questa forma qui, si ottiene la meridiana riflessione con bispecchio. Ecco, diciamo che qui tutto il discorso sarebbe concluso, mancherebbe un terzo esercizio che non ho fatto, l'ho detto un'altra volta, usare questi calcoli qui anche per calcolare la meridiana bifilare con fili retti e posizione qualunque, anche qui con un piccolo gioco di vettori e matrici si riescono a ricavare abbastanza facilmente i punti ombra di questa meridiana. Quindi i due esercizi sono risolti con formule molto semplici. Chiave per il calcolo numerico, ancora una volta, è la disponibilità di mezzi di calcolo capaci di lavorare a pieno con le matrici. Allora, ad esempio, nei miei calcoli utilizzo molto il software Excel. Il software Excel riesce a lavorare, a fare prodotti di matrice inversa, ha solo una piccola limitazione, piccola, che alla fine complica le cose, che Excel riesce a fare il prodotto di due matrici, ma non può, se devo fare il prodotto di tre matrici, devo fare la penultima per l'ultima, poi quello che ho ottenuto per l'altra, insomma ogni volta devo moltiplicare due matrici mentre invece altri programmi, per esempio MATLAB, MATCAD, Python, eccetera, io posso scrivere una formula lunga così dove c'è il prodotto di 10 matrici uno in seguito all'altra. Allora, quindi è una limitazione, quindi come esempio qui ho messo il calcolo della meridiana a riflessione con Excel. Vedete, qui sono indicate questo è il raggio iniziale del Sole, queste sono le tre matrici classiche che compaiono nella formula della meridiana normale, e qua ci sono le 5 matrici dello specchietto che abbiamo visto nella diapositiva precedente. Vedete, qui bisogna fare il prodotto di questa per questa, dopodiché fa il prodotto di questa per questa, si ottiene questo qui, il prodotto di questa per questa, alla fine si ottiene la matrice dello specchio e poi si va avanti a costruire tutta la meridiana, si deve fare il prodotto di questa qui per questa qui, di questa qui e così via, poi si ottiene questa che è la matrice della trasformazione finale e l'ultimo è il prodotto del vettore del Sole con la trasformazione finale e che dà le tre componenti del vettore che servono a calcolare rapidamente il punto ombra.
Con questo io avrei finito, vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente questo sarà presentato, descritto negli atti, eccetera. Dimmi. No, potresti fare delle macro all'interno di Excel che fanno la matrice, per cui dai in pasto alla macro i dati che automaticamente ti risolve la matrice in maniera sequenziale. Sì, esattamente, però come sempre uno comincia a complicare le cose, no? Mentre invece per esempio se uno usa MATLAB, effettivamente ho anche, non dico il MATLAB che insomma sono programmi professionali, ma uno dei cloni, ci sono 2 o 3 cloni di MATLAB come ci sono dei cloni di Matcadley, basta proprio scrivere il prodotto di matrici e buonanotte. Poi è chiaro, se uno comincia a fare delle macro le cose si complicano. No, possono anche semplificarsi. Cioè, d'altra parte anche scrivere un foglio come questo qui non è che sia così complesso, no? Basta mantenere l'ordine. Teniamo conto che questo va fatto una volta per tutte per ricavare la matrice di trasformazione, eccetera, e poi ogni volta si fa il prodotto di queste due per ottenere appunto. Questo anche nella meridiana a riflessione vale quello detto, anche qui posso calcolare le rette orarie babiloniche e italiche esattamente allo stesso modo, mettendo qui il vettore del piano orizzontale ruotato. Questo può essere utile per esempio per ottenere l'orizzonte su una meridiana a riflessione, mentre in una meridiana normale l'orizzonte si tiene facilmente perché è l'altezza del punto gnomonico, in una meridiana a riflessione l'orizzonte non è più orizzontale e quindi calcolandolo come retta italica o babilonica 0, col metodo che abbiamo visto prima si ottiene la cosa. Grazie ancora.